Ciao bellezze, iniziamo questo vlog con la crostata che mi sono fatta oggi, semplice pasta frolla, che ormai è sempre la solita pasta frolla che vi dico che faccio anche nei vlog precedenti. Come marmellata sopra ci ho messo la confettura di bergamotto bio. Vi devo dire che è un po' amarognola, per cui se non piacciono le marmellate amarognole non prendetela. Io l'ho presa, ho voluto assaggiarla, però vi dico che se dovessi riprenderla forse non lo farei, perché nemmeno a me piacciono molto le marmellate amarognole. Adesso non so se si noti, però ho fatto la frolla, ho preparato il guscio sulla pentola da crostata, poi ci ho messo uno strato di uvetta, quella uvetta sultanina, l'ho un attimo ammollata sull'acqua, l'ho asciugata e poi l'ho sparsa qui sulla crostata, che forse questi pezzettini sono le uvette. Ho preso la marmellata, ci ho spalmato sopra la marmellata e l'ho messa in forno per mezz'ora a 160 gradi e questo è il risultato. Poi per questa sera mi sto per preparare. Beh, è ancora presto perché sono le 3:10, le 15:10 di sabato pomeriggio, e per questa sera, sperando che si scongelino, perché le ho tirate fuori dal congelatore più o meno all'1. Questa qui si chiama pancetta, volevo farla cotta alla piastra, poi volevo aggiungerci della verdura, o che ci faccio le patatine fritte, oppure, visto che l'ho preso, avrei qui questo puntarelle di cavolo nero, che quasi quasi potrei cucinare queste, visto che non le ho veramente mai fatte, per cui è una verdura nuova cucinata da me. Vi ho appoggiato sopra la caldaia e adesso volevo prendere quelle maglie lì e piegarle, che mi metto qui sopra a piegarle. Ed ecco qui i panni piegati. Adesso mi sto preparando per fare 2 lavatrici, ho in mente, però devo aspettare che finisca la lavastoviglie, altrimenti c'è troppo sovraccarico di corrente. Volevo fare una lavatrice con gli asciugamani da doccia e una lavatrice con i prodotti qui da lavoro di Davide, però devo aspettare che finisca la lavastoviglie, che ad occhio ci vorrà altri 3/4 d'ora più o meno. Adesso stendo i panni che sono dentro la lavatrice, è domenica mattina e sono in pigiamino.
Per comodità, perché facciano prima ad asciugarsi, li metto qui sopra la caldaia che è un po' tiepida e di conseguenza aumenta la possibilità che si asciughino prima. Siamo a lunedì mattina, sono andata a farmi un po' di spesuccia perché con questo casino che c'è inizio a dare i numeri anch'io e ho sempre paura che mi manchi qualcosa, lo tendo a volere avere più prodotti anche di quelli che normalmente prenderei quando li sto per finire. Per cui vi faccio vedere la spesa che ho fatto. Ho preso 3 casse d'acqua Brio Blu, tenete conto che in dispensa ne ho altre 2 casse, così con queste fanno 5 casse. Poi ho preso questo detersivo per la lavastoviglie perché non mi ricordavo più se l'avevo oppure no. Mi sembra di averne uno dell'altro marchio che adesso non mi ricordo qual è, un altro della Finish mi sembra, però non ero sicura e visto che sono partita senza portarmi dietro il biglietto di quelle 3 cose che mi ero già scritta, ho fatto un po' la spesa a caso. Allora, poi ho preso il petto di tacchino, gli gnocchi che questi tra oggi o domani vengono mangiati, poi ho preso la zuppa, legumi e cereali, ho ripreso la polenta però di questo marchio questa volta, dimmi di sì, polenta fresca con funghi trifolati. Provo ad assaggiare se è diversa o uguale di quella che avevo preso con il gorgonzola, ma anche il marchio era diverso. Confezione di tè, zenzero e curcuma della Pompadour, 2 confezioni di Lindt Excellence limone con un tocco di zenzero, zucchero. Ho preso questo qui e poi mi sembra anche quello normale, allora sia quello di canna che quello normale. Un'altra confezione di tè della Pompadour rosa di bosco, 4 uova visto che scadono anche a fine mese, per cui li ho presi, aiuto che faccio già la frittata. Ho un pezzetto di grana che visto che è un formaggio stagionato sta in frigo più tranquillamente di un formaggio fresco. Poi ho preso i Wooster, ho preso questo qui e tipo della Selvia, questo qui dovrebbe arrivare da Germania forse, e poi ho preso anche questi qui che anche questi qui dovrebbero avere origini dalla Germania in teoria. Poi c'è un'altra confezione di zucchero e bibite, ho preso l'oransoda, il chinotto e la Pepsi. E adesso metto via la spesa, prima mi strucco, mi metto comoda, che mi metto la tuta che vado meglio a fare i movimenti. Metto via tutto il casino qui della spesa e poi vediamo a mezzogiorno cosa metto in pentola. Allora, per quanto riguarda oggi a mezzogiorno sono andati mangiati i gnocchi. Per questa sera sto preparando, ho fatto i pancakes qui della scatola di Cameo. L'unica cosa che ho cambiato, al posto di ungere la pentola con un po' di burro, ci ho messo giusto un filo d'olio d'oliva. Questo è sciroppo d'acero che ho intenzione di riuscire a finire con questi pancake. Poi, questa sera volevo cucinare queste fettine di coniglio, che è filetto di coniglio, c'è scritto, ma sono tipo fettine di petto di pollo per capirci, soltanto che è coniglio. Le volevo cucinare qui in questa pentola, così mi vengono anche a righe. E come verdurina sto cucinando qui le patatine per fare il purè. Ed eccomi qui, sono in pigiamino, ho appena fatto un po' di colazione. E io adesso per questo vlog vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!